Abbiamo terminato. No, c'è il gruppo 14, non ci siamo dimenticati il gruppo 14. Ci mancherebbe che ci dimenticassimo il gruppo 14. Elena Bergamasco, Verona. Emanuele Fiori. Qua vi racconto un piccolo aneddoto relativamente a questo nome, perché aveva scatenato una certa bagarre, perché io cercavo un Tiziano, chi stava facendo le liste con me cercava un certo Cristiano, e poi abbiamo scoperto che era una persona sola e quindi mancava una I e abbiamo scoperto l'inghippo e l'inganno. Vabbè, abbiamo recuperato qualche altro secondo prezioso facendo della melina veramente imprescindibile, e quindi chiamiamo il signor Cristiano Tiziani. Vicenza risponde con Eddie Stocchero. E siamo in doppietta con Pasquale Russo. Gioco, anzi game, gioco, partita o set, gioco. Chi è che gioca a tennis qua? Chi è dell'Ariete? E soprattutto le signore. Non c'è un Ariete? Allora, siccome mi dicevano che una signora dell'Ariete mi darà delle preoccupazioni stasera, volevo dirvi che mi dispiace, ma state giocando sul cavallo sbagliato, quindi non ci pensate nemmeno. Abbiamo recuperato altri 30 secondi, ma giusto in tempo per premiare Linda De Conti, delegazione di Treviso. Per la delegazione di Venezia, Federica Starnini. Per la delegazione di Belluno, Michela Tofoli. Eravamo preoccupati perché ci avevano detto che sarebbe arrivata in ritardo, che sarebbe arrivata per le 18. Abbiamo cercato di tirare perfetto orario. Vedo chiaramente un'organizzatrice di corsi futura e quindi una carriera lungimirante, fulgida nell'azzurro mare d'agosto. Villani Umberto, delegazione di Belluno. Adesso so che mi metterò nei guai perché mi hanno suggerito una cosa veramente drammatica, drastica, e mi hanno detto adesso chiamiamo una persona che proviene, mi hanno detto di dire, dalla Spagna. No, non è spagnola. Abbiamo il suo diploma
ricorda chiaramente un piatto, o comunque l'elaborazione di un piatto che a tutti è conosciuto, che naturalmente tutti consiglierete, e adesso vi chiediamo ad uno di fare un abbinamento, uno diverso dall'altro. Stiamo parlando di catalana, stiamo parlando di Catalogna, stiamo parlando di Judith Perona Carrion. Accompagnati dal presidente di AIS Veneto Marco Aldegheri, i diplomandi del gruppo 14. So che ci sono delle persone che in questo momento sono là, che stanno dicendo: e lì perché non il Megacciamà? Cosa che voi fatto? Avete sentito chiaramente un accento oxfordiano, reputo di trattare molto bene. Ho trattato malissimo Oscar Zanella, delegazione di Vicenza. E sì che io avevo detto che c'era. È il gruppo 14. Neo sommelier dell'Associazione Italiana Sommelier Veneto.